Pensiero del giorno. Giovedì 12 giugno. Diffondere nel mondo la fiducia. Fiducia. Beato l'uomo che confida in Dio. Dobbiamo crescere nella fiducia. Questo significa mortificare in noi i dialoghi inutili con noi stessi e aprire un dialogo sempre più intimo e profondo con Dio, al quale affidiamo ciò che siamo e ciò che abbiamo. Abbiamo bisogno di accrescere in noi, giorno dopo giorno, la fiducia. Del resto, c'è qualcosa di più intelligente che fidarsi di Dio? Tuttavia, la libertà che Dio ci ha dato ci pone nell'alternativa di credere o non credere all'amore che è Dio, un'alternativa assurda per chi ha fede. Perché se Dio è, e se il suo essere è amore, la completa fiducia in Lui è solo la logica conseguenza. Chiara Lubick, Scritti spirituali 2, l'essenziale di oggi. Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.